E buon pomeriggio dal comunale Alicauli per questa ennesima giornata di campionato. La San Giorgio Piana ospita e affronta il Bagheria. Ovviamente il link è repostato sulle nostre pagine Instagram e Facebook, ma parte Minnone col suo sinistro a giro, la palla è buonissima sul secondo palo, era arrivato a segnare il numero 11, ma per fortuna nostra la signora Guardalini ha alzato la sua bandierina. Destro di Costa, la mette in mezzo anche bene, svetta ancora il numero 11. È occasione per il Bagheria, stavolta in posizione regolare, il numero 11 sul secondo palo di destro. Alla classifica col San Vitello Cup che ci comunicano stia perdendo 2-0. Però questo lo vedremo a fine partita. È presto per fare i conti. Jack Serio, palla per Corso che ci può provare da fuori. Era Camiolo che ci ha provato da fuori, ma il numero 12 ha cominciato a riscaldarsi Fabrizio Montoro. No, Alessandro Scalisi. Attenzione, palla di Lucera direttamente in porta. Che bella parabola di Raimondo Lucera. Attenzione, portiere, rinvio lungo per Sassi che la spizzica di testa dove c'è Fiorentino. Bravissimo qua Giovenco ad impedire guai peggiori per i nostri. Per essere il primo tempo cercherà la rimessa lunga il Bagheria direttamente in aria. Stassi di testa, la spizzica, la palla scivola via. Il numero 11 ha commesso fallo sull'altro numero 11, Corso. Adesso il freddo è ancora più pungente qui al comunale Alicauli, anche perché il sole che faceva capolino nel primo tempo è sparito. Palla in aria, Fabio Gaglio! Gol del capitano! Gol del capitano! Fabio Gaglio porta in vantaggio il San Giorgio Piana. Rimessa lunga di Gabriele Giovenco, spizzata di testa di Gabriele Rubino e sul secondo palo arriva Fabio Gaglio. Minnone, bravissimo Minnone qua a girare verso Stassi. Stassi che punta a Rubino e lo salta. Stassi dal limite dell'area ci prova, traversa, incredibile, la traversa di Stassi. La mette in mezzo Jack, dove c'è Fabio Gaglio ancora. Palla per Zappulla! Che gol di Zappulla al minuto 60. Calcio d'angolo, Fabio Gaglio sul secondo palo, l'ha addomesticata, l'ha palleggiata e l'ha appoggiata per la corrente Zappulla, che non ci ha pensato su 2 volte e al volo ha battuto il portiere ospite. Adesso siamo sul 2-0 San Giorgio Piana. E c'è Raimondo Lucera, anticipato però dal numero 2. Il numero 2 che appoggia per Dario Ribaudo. Chiuso da Rubino, ma non definitivamente perché il numero 16 va in mezzo. Calcio verso la porta del numero 16, la palla finisce di poco alto. Duro, qua recupera e può dare via al contropiede dei rossoneri. Duro per Lucera, lanciato in velocità, posizione regolare, la bandiera resta giù, Lucera si presenta tu per tu col portiere, la mette in mezzo dove c'è Fabio Gaglio. Addirittura doppietta di Fabio Gaglio, intelligentissimo Fabio Gaglio a seguire l'azione. È partito dalla difesa Fabio. Adesso va lunghissimo d'esterno verso Sané Sanyong che ci arriva, la prende Sané per Lucera, tu per tu, parata del portiere ospite a evitare il 4-0 di Lucera. Attenzione Gastone in area di rigore, qua l'arbitro indica il dischetto. C'era stata una piccola trattenuta. Stassi contro Belmonte quando siamo al 94, quindi ultimo minuto di recupero, ci sono i fischi della West, la concentrazione di Belmonte, parte Stassi, gol, conclusione potente centrale ed è gol del Bagheria, 3-1 per la battuta del calcio di rigore. 96, fischietto alla bocca per la signora e allora è triplice fischio, il San Giorgio Piana batte 3-1 il Bagheria in quella che è stata una partita nervosa, una partita combattuta, una partita che ha mostrato tutti i punti di forza dei nostri rossoneri che hanno capitalizzato al massimo le occasioni da gol avute.